Ci siamo incontrati anche oggi con i residenti del quartiere, con i genitori, con i docenti, con le istituzioni per poter trovare insieme una soluzione riguardo all'apertura della strada antistante la scuola, la via Carbone. Speriamo di poter al più presto trovare una soluzione che vada bene per tutti, una soluzione che possa soddisfare le esigenze sia dei residenti che dei nostri ragazzi, garantendo loro sicurezza sia all'ingresso di scuola che all'uscita, e anche per i genitori che possono tranquillamente aspettare i propri figli all'uscita o appunto all'ingresso a scuola, in uno spazio che è tutto loro, che hanno colorato, che hanno abbellito in base alla loro fantasia e alla loro creatività. È emozionante vederli giocare e divertirsi in questo spazio, perché ormai si è perso veramente il gusto, il piacere e anche il divertimento sulla strada. Questi ragazzi sono sempre a casa, attaccati al cellulare, al computer, e questa è veramente una bella occasione di svago e di ritorno alle buone abitudini, a quello di confrontarsi e socializzare condividendo uno spazio comune.